è riduttivo e forse anche fuorviante farlo derivare da, non so, da differenze di etnie, magari da fatti isolati con persone che magari non si conoscono nemmeno e hanno il tema della violenza. Questi sono più che fatti violenti, sono tradimenti degli affetti, oltre che fatti veramente mortali che succedono. Così l'assessore comunale alla scuola Cristina Piva, commentando le parole pronunciate dal ministro Valditara durante la presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin. Il ministro ha associato la violenza di genere all'immigrazione clandestina, parole inadeguate anche per l'assessora Margherita Colonnello, che era a Roma durante la presentazione. In questo contesto di grande unitarietà e solennità istituzionale, veramente le parole del ministro Valditara sono state la nota stonata, parole di accusa, parole pesanti che poco c'entravano invece con un clima di grande collaborazione istituzionale da destra e sinistra tra società civile e politica che invece si respirava alla Camera dei Deputati. Noi speriamo che il ministro possa tornare sui suoi passi. Le due assessore hanno presentato le iniziative per la giornata del 25 novembre contro la violenza di genere. Centinaia gli eventi di sensibilizzazione. Quest'anno il programma prevede una settimana intera di iniziative di informazione ed educazione alla non violenza rivolte alla cittadinanza. Credo che ci voglia anche un atteggiamento di coscienza, che è un problema che va accolto alla radice e va insegnata la capacità di tutti di vivere nella parità, nel concetto che i diritti sono diritti per tutti, e questo lo si può fare insieme con le famiglie, insieme con le agenzie educative, quindi anche da piccoli, nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Deve essere insegnato questo rispetto perché è il primo passo.